Fino all'inizio del 400, Cittadella segue le sorti della città di Padova, passando dalla signoria di Ezzelino III da Romano a quella dei Carraresi, degli Scaligeri e ancora dei Carraresi. Nel 1406, al termine della cosiddetta guerra di Padova, Cittadella entra nell'orbita della Repubblica Serenissima di Venezia. Pur mantenendola inquadrata nel distretto padovano, i veneziani dotano la città di una podesteria di dentro e una podesteria di fuori, l'una con giurisdizione all'interno delle mura, l'altra all'esterno. Il lungo periodo veneziano, caratterizzato, salvo breve parentesi, da pace e stabilità politica, porta Cittadella a evolversi da avamposto militare a centro di servizio e di mercato, riferimento per un'area rurale abbastanza estesa. Questa trasformazione si riflette anche sul territorio urbano, con la costruzione di edifici amministrativi, ma anche di magazzini e botteghe. Al contempo comincia l'espansione fuori dalle mura, con la formazione dei 4 borghi: Bassano, Treviso, Padova e Vicenza, lungo i 2 assi stradali principali, est-ovest e nord-sud. Durante il periodo veneziano, come dicevamo prima, venivano inviati dei podestà dal governo centrale di Venezia, ma per 2 volte non arrivarono semplici podestà, ma 2 personaggi di grande fama. Il primo, verso la fine del 400, fu Roberto da San Severino, un capitano d'arme, un condottiero molto famoso, con un suo esercito che combatteva per la Repubblica di Venezia. Purtroppo morì eroicamente in battaglia e la sua famiglia dovette lasciare la città murata. Il secondo, agli inizi del 500, fu Pandolfo Malatesta. Venezia scambiò Cittadella con la città di Rimini e diede la città murata e le sue entrate alla famiglia dei Malatesta. Questa signoria, però, tradì la Serenissima durante la guerra di Cambrai in favore dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo. Venezia lo scoprì e cacciò i traditori. A parte questa piccola parentesi movimentata, Cittadella rimase sotto il dominio veneziano in un periodo di relativa pace e prosperità, fino all'arrivo dei francesi e la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797. Dopo la parentesi napoleonica, in seguito al Trattato di Campoformio, Cittadella e il Veneto passarono sotto al dominio austriaco, fino all'annessione al Regno d'Italia nel 1866.